Uno zainetto da cui spuntavano dei fili elettrici, lasciato vicino all'ingresso dell'ufficio servizi sociali del comune in viale Vittorio Veneto. La scoperta da parte di un passante all'apertura della sede questa mattina. Gli uffici sono stati evacuati e sul posto sono intervenuti investigatori della Digos, polizia scientifica e artificieri. Non certo una dimenticanza o una casualità, ma un gesto deliberato, intimidatorio da parte di qualcuno nei confronti del personale dei servizi sociali. Non avviene così spesso di trovare uno zaino con dei fili elettrici che escono accanto alla sede del servizio sociale, quindi questa è la lettura che diamo. Purtroppo non riusciamo a darne altre, nel senso che noi siamo qui per rispondere a dei bisogni che devono essere manifestati però con chiarezza, siamo sempre a disposizione, lo siamo sempre stati. E quindi così non è una questione per noi, è una questione per gli investigatori adesso. Il contenuto dello zaino non poteva esplodere. Dentro c'erano una batteria da moto, della carta di giornale e dei coltelli. Gli artificieri hanno messo in sicurezza la borsa e il suo contenuto, quindi sono iniziate le indagini per cercare di risalire all'individuo che l'ha lasciata lì. È amarezza quella mia oggi, ma anche di tanti dipendenti, perché noi non ci siamo mai sottratti, continuiamo a non sottrarci. Anche oggi siamo qui in ufficio a lavorare per le persone, anche chi si rivolge a noi a volte in maniera non propria, noi cerchiamo comunque di trovare un canale di dialogo per capire qual è il bisogno che viene espresso. Il comune però non può rispondere a tutto e quindi laddove noi non riusciamo ad arrivare perché non abbiamo le risposte, cerchiamo comunque di trovarle con le persone. La polizia ha sentito il personale e ora cercherà di raccogliere ulteriori elementi dai filmati delle telecamere di videosorveglianza posizionate nell'area.